Riflettori puntati ancora una volta sul mare di San Leone. Il capriccioso e martoriato litorale della borgata marinara agrigentina non ha tregua. Giornate in cui le acque sono limpide e cristalline, altre in cui lo specchio d'acqua assomiglia più ad una pozzanghera. Come il mare che cambia continuamente aspetto a causa dei versamenti di liquami, altalenanti sono anche gli umori dei bagnanti, che più di tutti incassano il danno di questa problematica legata essenzialmente all'inquinamento. Ecco le dichiarazioni di alcuni di loro, pochi giorni dopo il divieto di balneazione stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Marco Zambuto, raccolte domenica scorsa da Anna Rita Di Leo. È da una vita che c'è sempre, ogni anno sempre sulla stessa situazione, divieto di balneazione. E dove andiamo? Noi abitiamo qua ad Agrigento, perché non fanno questi lavori prima di iniziare la stagione estiva? E giustamente noi veniamo qua a mare. L'inquinamento secondo me non è minore degli altri anni. Per quanto riguarda il divieto di balneazione posto dal sindaco, secondo me è un atto dovuto in materia di tutela per l'incolumità pubblica, però il mare ritengo che poi le analisi proveranno questa mia tesi, spero. Il mare secondo me non è molto inquinato, perlomeno non tale da giustificare questo divieto di balneazione. Ed ecco invece l'umore dei bagnanti registrato ieri, quando il mare di San Leone si presentava come una cloaca, con numerose chiazze giallastre galleggianti lungo buona parte del litorale sanleonino. Mi sento presa in giro, perché fino a ieri hanno dato l'esito delle analisi che andavano bene. Non capisco come mai oggi tutto questo schifo. Continuerà a venire qui al mare? Sicuramente no, cambierò spiaggia. Anche stare qua vicino, però mi sposto. È una vergogna e bisognerebbe denunciare le autorità di questa provincia. Vedendo questo scempio, il sindaco è indegno di poter governare la città. Ecco fatto. Questo è. Perché la città Agrigento è una città di persone corrette, di persone pulite e non di un luridume come questo. Una diatriba, quella legata ai versamenti in mare, che continua a tenere banco. Girgentiacque ha dato una risposta, asserendo che la schiuma comparsa ieri nell'area antistante la pubblica sicurezza non è imputabile alla condotta. Il livello dell'acqua nell'impianto è assolutamente inferiore al troppo pieno, spiega Girgentiacque, e il pennello, come noto, è stato sigillato tempo addietro. I tecnici dell'azienda hanno avvertito i rappresentanti della Polizia Giudiziaria, della Procura della Repubblica e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Sul posto si sono recati i vigili urbani e il rappresentante di Mare Amico, ai quali è stato mostrato, si legge nel documento emanato da Girgentiacque, il corretto funzionamento degli impianti e l'assenza di qualsiasi segno di innalzamento dei livelli e di conseguente sversamento. Ed è così che il mistero sul mare di San Leone si infittisce ulteriormente.